E sono un migliaio gli universitari fuori sede rimasti bloccati dal Covid a Bologna, ma per loro tornare nelle regioni di origine non è semplice. L'inviata Felicita Pistilli. In questo studentato di Bologna c'è un'Italia in miniatura, 140 ragazzi provenienti da varie regioni, bloccati qui dal lockdown. Io la mia famiglia non la vedo dalle vacanze di Natale. Si sono dovuti riorganizzare in ambienti pensati per essere condivisi ma vissuti in isolamento. Sono dotati di mascherine e nuove regole. Non possono ricevere visite dall'esterno se si esce. Si deve dichiarare perché. Ammessi solo motivi urgenti. Qui il virus non deve entrare. Cerchiamo di organizzarci in modo che se qualcuno sta cucinando qualche altro aspetta e quindi mangia dopo. Si può dire una convivenza turnia. Con la fase 2 potrebbero tornare a casa ma aspettano le indicazioni delle regioni di provenienza. Carla già sa che se rientrasse a Lecce dovrebbe fare la quarantena. Ludovica non ha dubbi, farò videochiamate, ancora per un po' scherza. Ciao mami! Ho paura di portare qualcosa giù in Campania, dove ora si registrano circa 30 contagi al giorno. La responsabilità prima di tutto, dicono Cosinnino, per mantenere le distanze. La sua tastiera la porta sul tetto e suona da lì perché tutti possano sentire. Con l'hashtag Un altro giorno è andato stanno raccogliendo le loro storie che diventeranno un libro. Vediamo come stiamo vivendolo tutti insieme, questo è un altro giorno è andato, un giorno in meno si auspica per il ritorno alla normalità.